avevamo dei dipendenti forestali e siamo andati a distruggere questo patrimonio di conoscenza che avevamo già in carico alla regione. Abbiamo in qualche maniera licenziato o messo in carico in altre aziende regionali queste persone. Ripeto, abbiamo distrutto un patrimonio di conoscenza a tanti livelli che non so se riusciremo un domani a ricostituire. Ci sono cose importantissime che vanno fatto, soprattutto, come ricordavo anche nei giorni passati, mettere dei fondi, ripeto, e i soldi ci sono in Regione Veneto, non diciamo che non abbiamo i soldi, sul rifacimento delle fognature delle città. Perché quando arrivano queste bombe d'acqua bisogna fare in modo che queste defluiscano il più velocemente. Gli alberi, le alberature vanno monitorate e vanno manutentate, non stupirsi del fatto che nel centro di Verona sono caduti degli alberi monumentali. Ripeto, è una manutenzione costante del territorio e avere il coraggio, anche a fronte di vertenze che ti sarebbero arrivate addosso, di interrompere la cementificazione.